Ho il piacere di presentare quest'opera in videocassetta Consigli pratici alla degustazione del vino. Lo scopo di questa realizzazione è quello di avvicinare il consumatore ad apprezzare le qualità organolettiche del vino in maniera semplice. Ci avvaliamo della consulenza tecnica del professor Vincenzo Tubolino, sommelier AIS della provincia di Siracusa. Avremo inoltre ospite il giornalista enogastronomico Carmelo Maiorca, fiduciario Slow Food per la provincia di Siracusa. Vi auguro una buona visione. Potremmo dire che il vino buono è quello che piace, ma in realtà non è così, perché per dichiarare ciò bisogna svolgere uno studio più approfondito, poiché alla base del buono, e quindi della piacevolezza di un vino, ci sono diversi parametri di valutazione, come acidità, amaro, salato, dolce ed anche il tannino, sostanza che dura nei vini giovani, presente quasi esclusivamente nella buccia dell'uva. Ma dobbiamo anche dire che la somma di tutti questi elementi non dà mai un risultato completo, perché bisogna tener conto di altri fattori importanti per una buona valutazione di un vino, e sono il fattore umano, il fattore stagionale, la conservazione, l'invecchiamento ed un altro parametro importante che avviene dopo la deglutizione è la persistenza gusto-olfattiva. Più è lunga, più il vino è piacevole, viceversa il vino è sgradevole. Per effettuare una degustazione professionale non occorre solo avere un buon palato, ma si deve avere una conoscenza di botanica, chimica organica e non solo. Bisogna essere un tantino psicologi, anche se queste qualità si perfezioneranno con il tempo e l'esperienza. Prima di passare ad approfondire i vari passaggi della degustazione o analisi organolettica, parleremo di come si diventa assaggiatori e di come è formato il gruppo d'assaggio. Per diventare assaggiatori occorre una buona capacità sensoriale, un'ottima memoria, un'altrettanto buona tecnica di degustazione. L'arte di assaggiare non è privilegio di pochi. Ogni persona possiede queste capacità sensoriali. Basta solo tenere in allenamento i sensi interessati alla degustazione, quindi possiamo dedurre che l'assaggio è l'elaborazione della percezione sensoriale che l'assaggiatore ottiene dalla degustazione del vino. Il degustatore o assaggiatore si divide in due categorie: empirico e tecnico. Nel primo caso il degustatore sente le proprie impressioni e le sviluppa senza analizzarle. Si basa sull'esperienza ed è libero di dare le sue valutazioni, molto spesso confondendo test qualitativi con test di piacevolezza. Nel secondo caso il degustatore analizza le varie sensazioni usando metodi esatti, quasi come fosse uno strumento, e lavora in commissioni dove i risultati delle indagini sono analizzati statisticamente. Dobbiamo aggiungere che per essere un buon assaggiatore è indispensabile il possesso di un vocabolario che fa uso di termini appropriati all'analisi organolettica, ed anche che l'assaggiatore deve tenere conto di alcune regole pratiche per la degustazione, perché per effettuare una giusta valutazione bisogna seguire una classifica per l'assaggio dei vini. Vini bianchi, vini rosati, vini rossi, vini aromatici, vini spumanti, vini liquorosi. Dopo aver raggiunto il livello di assaggiatore si entra a far parte del gruppo d'assaggio. Questo è formato da un numero di almeno 5 assaggiatori con caratteristiche il più possibile omogenee e derivate da un affiatamento tecnico. Il gruppo d'assaggio riesce a dare delle valutazioni che possono essere oggettive o soggettive. Nel primo caso la valutazione è data da un certo numero di degustatori addestrati che non tengono conto sia del singolo punteggio più alto sia del singolo punteggio più basso, con riferimenti matematici attribuendo un punteggio preciso. Nel secondo caso la valutazione è dovuta alla degustazione di un solo individuo o pochi individui, altamente specializzati senza riferimenti matematici, ma attribuendo un punteggio a volte in modo grossolano. Dobbiamo aggiungere che per dare queste valutazioni gli assaggiatori devono fare riferimento a delle scale di misura che permettono di ottenere dei risultati concreti e confrontabili. Esistono 3 tipi di scale di misura. Scala di misura nominale, usata in certi test a coppia, duo, trio e in degustazioni dove i commissari possono svolgere il programma degustativo coralmente. I termini di valutazione si dividono in eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente, scadente. La scala di misura numerica è quella più usata perché sono stati tradotti in numeri le definizioni e le valutazioni dei vari fattori che compongono le caratteristiche del vino in esame. La scala di misura libera rende il degustatore libero di esprimere i propri giudizi e le valutazioni che trascrive in una scheda dove compaiono dei punteggi da 0 a 100. Queste valutazioni formeranno una linea che sarà continua se il vino è equilibrato, discontinua se non lo sarà. A
questo punto possiamo parlare dell'unico strumento in grado di farci entrare in contatto con il vino, la degustazione o analisi organolettica, dove gli elementi strutturali del vino dovranno combinarsi fra loro. Ognuno di noi si chiederà perché di un vino si dice degustare e non bere. La risposta è semplice: la degustazione è un'operazione più complessa, fatta per conoscere il colore, il profumo e il gusto del vino. Quali sono le attrezzature necessarie per il sommelier e quali sono le attrezzature necessarie per un'ottima degustazione? Le attrezzature per il sommelier sono abbastanza numerose ormai oggigiorno e probabilmente e sicuramente non deve mancare il tirabouchon, che servirà appunto per la prima fase per stappare il vino. Il sommelier oltretutto si garantisce un certo tipo di servizio con altri strumenti o attrezzature, se vogliamo, collaterali, come per esempio il termometro per il vino, che serve naturalmente a far capire subito se il vino verrà servito alla giusta temperatura. Poi abbiamo altre attrezzature, come per esempio questa fascetta, che serve anch'essa immediatamente a misurare la temperatura del vino. Poi attrezzature un po' più moderne, soprattutto quando si fa vino alla mescita, queste specie di pompette che tirano via l'aria in maniera tale che il vino possa essere conservato più a lungo senza ossidarsi facilmente. Ma praticamente il sommelier prevalentemente utilizza i bicchieri e soprattutto il bicchiere da degustazione per soddisfare non solo le esigenze del cliente che ha chiesto il vino, ma anche per sottoporre il vino a un primo esame e vedere se questo è buono da bere, non presenta nessun difetto. Poi vedete quel decanter qui vicino che serve prevalentemente per decantare il vino e soprattutto i vini rossi che hanno riposato in cantina per diversi anni e che potrebbero presentare dei sedimenti e pertanto non solo vanno ossigenati in un recipiente, chiamiamolo così, leggermente più capiente, ma anche ci dà modo di controllare se in effetti nel vino sono rimasti dei residui. Non deve mai mancare il famoso soa glass o secchiello per il ghiaccio, che serve a raffreddare non solo gli spumanti ma anche i vini bianchi. Come attrezzature più moderne che adesso ci aiutano più che altro nella mescita, abbiamo queste specie di collarini che sono dei drop stop, servono naturalmente a salvaguardare la tovaglia da eventuali gocce durante il servizio, ma il sommelier soprattutto si distingueva da questa attrezzatura qui, che adesso prelevo leggermente, che appunto si chiama taste vin. Questo non solo è il simbolo della nostra associazione, come tu ben sai, l'Associazione Italiana Sommelier, ma era anche lo strumento più antico per degustare i vini. Da una parte dove ci sono le perline e quindi più concave si usava a degustare e valutare il vino rosso, dall'altra parte dove ci sono queste specie di virgole che vedete qui serviva per guardare meglio il colore del vino bianco e soprattutto per capirne meglio i profumi. Andiamo ad esaminare quali sono le attrezzature necessarie per la degustazione. Per la degustazione è la stessa cosa, abbiamo bisogno grosso modo degli stessi strumenti. Naturalmente ci avvaliamo maggiormente, come già detto prima, dei bicchieri, ma soprattutto lo strumento necessario per il sommelier è la sua bocca, il suo naso e anche la vista, come poi vedrai nelle fasi di degustazione. E naturalmente lo strumento più importante è l'assiduità nel degustare, nel fare attenzione, l'allenamento. Come tu puoi vedere, anche noi qui abbiamo degli odori, insomma, che simulano l'odore del vino, per cui la tecnica di degustazione è qualcosa che si impara con il tempo. Naturalmente bisogna anche avere una certa attitudine, ma è soprattutto dedizione, passione e studio.